È nata una nuova realtà importantissima, non solo per Pieve di Soligo, ma come lei ha detto, curatore anche per tutto il territorio, che oggi è chiamato anche da questa mostra a dare il proprio contributo per la bellezza nel segno di Zanzotto. Questo evento sottolinea l'esistenza di un tesoro culturale, di un giacimento che deve diventare collettivo, non solo patrimonio degli addetti ai lavori, dei letterati, perché il lavoro poetico di Zanzotto non è solo quello di costruire opere letterarie o poetiche, ma quello di riflettere sui grandi drammi del nostro tempo. E Zanzotto è stato un precursore di tanti temi che ora sono sotto l'occhio di tutti, dai mutamenti climatici, pensiamo a quello che abbiamo visto la settimana scorsa in Spagna, ma che abbiamo visto anche in Emilia-Romagna, pensiamo a quello che alcuni anni fa Zanzotto definiva la brama di uccidere, e adesso abbiamo guerre dai contorni inquietanti che si stanno diffondendo con grandi preoccupazioni in aree importanti del mondo. Pensiamo ai problemi di sopravvivenza, alla salute, ma anche all'uso corretto della scienza, una scienza che sia al servizio dell'umanità senza mutare gli equilibri del cosmo, della natura, e senza anche diventare appannaggio dei grandi manipolatori dell'informazione. Quindi dentro nel mondo di Zanzotto ci sono le cose che fanno parte del mondo di ogni giorno che noi viviamo. Quindi un poeta per pensare, un parco per pensare.